Benvenuti amici di Itinerari Turistici. Con i nostri viaggi siamo tornati a Zero Branco, dove in un patrimonio naturalistico e ambientale straordinario siamo arrivati a Villa Guidini. Porteremo nelle vostre case la storia di questo luogo, custode di secoli, storia, arte e cultura. Villa Guidini è una delle ville sicuramente più interessanti del territorio. Ne parliamo con Isabella Dal Pozzo. Buongiorno Isabella. Buongiorno a te Ida e benvenuta. Con una storia tutta particolare. Sì, assolutamente. Innanzitutto si inserisce a pieno titolo nel contesto che Michelangelo Muraro, insigne studioso storico dell'arte, ha definito sapientemente civiltà delle ville venete. Civiltà è un significato ampio, erano gli anni in cui la Serenissima perdeva la sua centralità perché stava perdendo il suo mare per l'avanzata ottomana, c'era stata la scoperta dell'America e la Serenissima si doveva riorganizzare e quindi cominciava a guardare al suo entroterra per ritrovare la sua forza, la sua potenza economica. Ma vediamo di capire l'essenza e la storia di questa villa. Questa villa è nota come Villa Guidini e ci sono diverse testimonianze nella villa della presenza della famiglia. È scritto su questo bellissimo pavimento alla veneziana. Ci sono le lapidi nell'oratorio che raccontano la storia di alcuni suoi membri, però bisogna dire che la costruzione della villa è stata in realtà voluta dalla famiglia Dente, che erano dei ricchi mercanti di lana veneziani. Si occupavano di commercio, avevano fatto insieme a tante altre famiglie grande Venezia, la ricchezza di Venezia. Del tempo, anche questa Isabella aveva il suo oratorio, ma qui ci troviamo di fronte a un vero e proprio capolavoro, una vera e propria opera d'arte. Qui è tutto particolare perché questo oratorio ha una ricca ornamentazione plastica con stucchi ad alto rilievo e la cosa più importante è che c'è un insieme di significati, di simboli estremamente suggestivi. Una volta a botte il nostro soffitto con dei stucchi che sono veramente delle opere d'arte. Sì, sono bellissimi, sono ricchissimi, sono pregni di significati, ricchi di simbologia. Potremmo indagare ognuno di questi elementi, ma quello che ci interessa di più, che ci colpisce di più, è vedere che questi mascheroni sono dei ritratti, perché sono i ritratti della famiglia Dente e in particolare sulla sommità del soffitto abbiamo Ignazio, cui la chiesola era stata dedicata, il primogenito di Giobatta, morto all'età di appena 2 anni. Il fascino delle ville venete erano sicuramente i loro parchi, vero Luis? Certamente, certamente. E qua ci troviamo in una parte del parco, nella parte a nord, dove c'era il Brolo e lo notiamo perché il Brolo è circondato dal muro. Ma spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'era il Brolo. Allora, il Brolo era quella particolare costruzione all'interno delle case signorili, e quindi una villa e una casa signorile, dove si coltivavano praticamente alberi da frutto, piante ornamentali da fiori e soprattutto c'erano piccoli ortaggi di quelli aromatici. Qui ci troviamo, Luis, nel lato sud della villa e abbiamo alle nostre spalle il vero parco, sì, molto importante. Quello fatto da piante arboree. Teniamo conto di una cosa, che il Signore dimostrava la sua potenza economica mettendo nei suoi giardinetti, come l'ha chiamato lui, piante che sono non autoctone ma
alloctone. Quindi qua abbiamo piante che non sono tipiche della pianura padana. In un'atmosfera che sembra uscita da una favola mi accoglie il sindaco di Zero Branco. Ida, bentornata a Zero Branco e benvenuta qui nel parco di Villa Guidini, che è uno dei posti più belli che abbiamo qua a Zero. Ed è vero, per me è un piacere oltre che un onore. Cosa troviamo? In questo parco e nel complesso della villa troviamo un sacco di cose. Ci sono sia attività per lo sport nell'area del parco, come vedete qua adesso, sia attività culturali. Abbiamo la nostra biblioteca, che è il cuore pulsante della cultura di Zero Branco, con un auditorium da 300 posti che ci permette anche di offrire spettacoli di livello. Polo culturale sì, ma con una sua storicità. Sì, assolutamente. Il complesso, tra l'altro, è dedicato proprio a Comisso, il famoso scrittore e giornalista che ha soggiornato per un periodo della sua vita proprio qua vicino. Allora andiamo subito a vedere questa bella storia. Un ambiente colorato, divertente e accogliente, questa è la biblioteca di Zero Branco. Sì, la biblioteca di Zero Branco trova sede in Villa Guidini insieme all'auditorium ed è un luogo che accoglie i bambini, le famiglie e tutte le varie fasce d'età della popolazione. Facciamo letture animate, laboratori, prestiamo libri, tanti, perché abbiamo superato anche i 25.000 prestiti in un anno e quindi siamo una biblioteca molto attiva, molto apprezzata sul territorio. Costruito nel 2004, ci troviamo nel polo culturale di Zero Branco intitolato a Giovanni Comisso. Ma chi era Giovanni Comisso? Giovanni Comisso, un noto scrittore di origini appunto trevigiane, dove ha trascorso gran parte della sua vita, ma soprattutto qui ha trascorso un pezzo importante perché ha scritto proprio nei paraggi, esiste ancora la sua vecchia casa, la mia casa di campagna. Quindi uno scrittore a cui Zero Branco ha deciso di dedicare questa importante struttura proprio per celebrare questo importante scrittore. Ci troviamo nel teatro, ma può mancare qua una scuola di recitazione? Assolutamente no. Certamente no, abbiamo sicuramente una scuola di teatro per i più piccoli e questa inizierà a breve l'ulteriore esperienza per quest'anno, poi ci sarà la rassegna teatrale che inizierà appunto in autunno e concerti e mostre e per concludere poi anche l'evento che inizia proprio oggi, che è Calici in Villa. Inaugurato nel 2016, primo museo della provincia di Treviso dedicato ai carabinieri, dedicato alla Grande Guerra, signor Mauro, vero? Cosa si trova qui dentro? Beh, qui troviamo un po' di uniformi, troviamo un po' di armi, troviamo un po' di mezzi, un po' il vivere quotidiano, tutto ciò che serviva quotidianamente per la figura del carabiniere. Periodo storico per Zero Branco, vicinissima al fiume Piave, qui si sente molto ancora la Grande Guerra. Cosa abbiamo qui? Direi di sì, e anzi è proprio per questo che ho dedicato parecchio spazio ai cimeli storici della Grande Guerra. Qui ad esempio abbiamo una Fiat Revelli e la particolarità è che bisognava... È una mitragliatrice. È una delle prime mitragliatrici. Vuol dire la più famosa anche, vero? Esatto, e ha una particolarità, bisognava essere in due a sparare. Uno girava la manovella di quella cassetta, muoveva l'acqua attorno alla canna e la manteneva fredda e l'altro invece sparava. Questo è
anche quello che succede in Villa Guidini, sindaco. Eh sì, nel parco della villa ormai da qualche anno abbiamo iniziato a fare anche i matrimoni e quindi oltre agli eventi ci sono anche i matrimoni. Però il parco, come abbiamo visto anche prima, si presta a manifestazioni uniche, manifestazioni eccezionali. Come quella di questa mattina che si apre tra un po'. Cosa succede? Esatto, questa mattina abbiamo qua nel parco di Villa Guidini la seconda edizione di Calici in Villa e quindi non solo l'esposizione dei prodotti vitivinicoli delle cantine più importanti della zona, ma anche tanti eventi, tanta festa, giocolieri, spettacoli e i gonfiabili per i bambini. In un'atmosfera di musica e di festa si apre Calici in Villa. Allora, Calici in Villa si apre appunto da questa parte della villa che è l'Androne Nord, dove andiamo ad esporre tutte le nostre aziende vinicole, delle aziende che abbiamo scelto in base al territorio, quindi siamo nel Triveneto ma non solo, e lasciamo la possibilità ai nostri ospiti effettivamente di assaggiare varie etichette di vini. Un brindisi multicolori. Allora, qui siamo in Trentino ad esempio. Abbiamo voluto legare tutto quello che sono le cantine di Trento Doc con tutto quello che è la parte di ristorazione della cucina classica tradizionale veneta, per spostarci sicuramente nel veneziano, con tutto quello che sono appunto dei piccoli cicchetti, ma non solo, quindi collegandoci anche a baccalà, a saor, a tutto quello che è la crema di dentice, per ricordare Venezia. Vi lascio con le immagini di Villa Guidini, la sua festa e le eccellenze della sua terra che la rendono unica e indimenticabile. Grazie gentili telespettatori di essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici e vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione produzioni. Grazie, buona serata e alla prossima puntata.